Prove di federalismo vero a Fontane di Villorba. Nel trevigiano regno indiscusso della Lega Nord si torna a fare politica dal basso tra la gente e così la sala della sede leghista, il famoso K3, si riempie dei primi cittadini della Marca interlocutori del popolo. Tutto per presentare le misure anticrisi della Regione Veneto fortemente volute dal Carroccio. Finite le ferie preoccupa il ritorno e la riapertura delle attività produttive. Stanziati allora 35 milioni di euro a supporto delle imprese venete per superare il momento di crisi e incentivare i progetti di crescita. Oltre 7 milioni di euro per sostenere l'occupazione e l'inserimento lavorativo di soggetti con difficoltà come donne e lavoratori oltre i 45 anni. Quasi 7 milioni di euro quest'anno e 3 milioni e mezzo l'anno prossimo andranno invece all'agricoltura, assieme ad una notevole semplificazione degli adempimenti amministrativi per le imprese agricole. Altri 3 milioni di euro verranno indirizzati alle piccole e medie imprese turistiche, con particolare attenzione all'area montana e all'imprenditoria giovanile. Sostegno poi alle famiglie monoreddito ed interventi mirati a creare occupazione su tutto il territorio regionale. Ultimo punto, ma non per importanza di certo, la questione del credito, con ben 2 accordi tra Regione e banche, un protocollo d'intesa con le banche di credito cooperativo per favorire la ripresa delle piccole e medie aziende e lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anticipazione di cassa integrazione ai lavoratori colpiti dalla crisi. Partono così una serie di interventi decisi dalla Regione Veneto che verranno affidati in parte ai sindaci in grado di comunicare effettivamente con i propri cittadini in difficoltà. Non manca qualche polemica e alla ribalta torna la questione delle gabbie salariali, con la richiesta della Lega di un adeguamento degli stipendi al reale costo della vita, ben differente tra il nord e il sud del paese. Sole 24 ore di maggio 2009 ha evidenziato che c'è un costo della vita inferiore al 27% al sud rispetto al nord. Questo già determina che qui dovremo, i nostri operai, i nostri dirigenti, i nostri impiegati devono avere dei salari più alti. Dall'altra parte anche diciamo che le pensioni che attualmente hanno i nostri pensionati sono leggermente inferiori rispetto alla media anche del sud.